Cari telespettatori, rieccoci insieme dopo la nostra consueta parentesi con i pensionati e con i nostri ospiti adesso invece della puntata odierna. Dicevamo, parleremo di un fenomeno molto importante che purtroppo con la stagione aumenta progressivamente, gli arrivi, gli sbarchi di migranti e poi l'integrazione, se questa è fattibile, come in che termini nel nostro territorio. Il sistema dell'accoglienza funziona, non funziona, come si attua, cosa ne pensano i cittadini, le rappresentanze dei cittadini, cosa ne pensano i sindaci che poi si trovano a che fare con decisioni magari che gli arrivano dall'alto, se questo avviene oppure no. Cosa ne pensano anche chi rappresenta poi questi stranieri e qual è la situazione che questi lasciano, tale per cui diventa sempre più importante e urgente arrivare in territori, tra virgolette, più tranquilli. Insomma, affrontiamo questi temi ed altri che ne emergeranno nel tempo che abbiamo a disposizione con Andrea Martellato, sindaco di Fiesso d'Artico, in provincia di Venezia, del direttivo ANCI Veneto, Forza Italia. Grazie di essere qui con noi. Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto, PSI, grazie anche a lei. Buonasera. In modo particolare appena attuato, aderito allo SPRAR, quindi ci sono gli arrivi prossimi di un 14 persone circa, quindi sì, diciamo che è una cosa freschissima. Poi ben arrivata anche Mariella Mazzetto, esponente Lega Nord, grazie anche a lei, Padova. Ben arrivato Luigi Sposato, invece in veste qui di nostro interlocutore, comunque candidato sindaco per la città di Padova. Alex Cioni, ben ritornato, portavoce comitato Prima Noi, cittadini quindi. Buonasera. Roberto Tuminetti, esperto di politica della migrazione e Movimento Democratici Progressisti, ben arrivato Buonasera. Anche a lei. Edi Cenolli, già presidente Commissione Rappresentanza Cittadini Stranieri Padova. Buonasera. Buonasera, arrivata. E Marino Masiero, imprenditore, appena rientrato dal Centro Africa, per cui con per lavoro, esperienza diretta che ci potrà raccontare. Quindi che cosa lasciano lì. Grazie anche a lei. Allora, prima di cominciare, come sempre, vediamo la nostra copertina. Più 44% rispetto all'anno scorso. Il Viminale fotografa i dati sui migranti arrivati in Italia da inizio anno ad oggi e registra un valore e un aumento che preoccupa il governo. Un flusso proveniente soprattutto in questi primi 2 mesi del 2017 dall'Africa subsahariana e che di fronte all'ingovernabilità del caos in Libia e le divisioni nella risposta all'interno della Commissione dell'Unione Europea lascia pochi dubbi sul fatto che l'ondata di arrivi non si fermerà. Così la stima di 200.000 sbarchi in Italia a fine 2017, base del piano ANCI per la distribuzione degli stranieri tra i centri urbani, oggi è più che fondata. Il governo scommette quindi sugli interventi del decreto legge approvato lo scorso 10 febbraio, con una tabella di marcia definita dal ministro dell'Interno Marco Minniti per il rilancio dei CIE, centri di identificazione ed espulsione, ribattezzati centri di permanenza per i rimpatri. Ed è proprio Minniti a fare oggi il punto sulle procedure di attuazione, spiegando che l'obiettivo è quello di puntare su un'accoglienza diffusa proprio per superare i grandi centri che sono di difficile gestione. I comuni che parteciperanno volontariamente alla loro realizzazione potranno quindi usufruire degli incentivi previsti per un totale di 100 milioni di euro. Un piano nazionale per l'integrazione sarà comunque pronto entro giugno, mentre la cronaca però non dà tregua. I cadaveri di 74 migranti sono stati trovati ieri sulla costa occidentale libica e non è escluso che il mare riporti a riva altri corpi. La proposta non è mia, come sapete, ma è un accordo che il governo ha firmato, il ministro dell'Interno ha firmato con l'ANCI e in questa sede non era mia intenzione di ricevere né dei sì né dei no. Era un'occasione, grazie anche alla presenza del responsabile del servizio centrale dell'ANCI per i progetti SPRAR, la mia intenzione era quella di poter portare a livello più tecnico possibile ai sindaci che erano presenti le informazioni necessarie per poter aderire allo SPRAR, alle sue nuove regole, alle nuove indicazioni che sono venute dal Ministro. Sono pronto ad andare io sui territori ad incontrarli e a discuterne, mantenendo la valutazione che ogni amministrazione deve fare sul profilo prettamente tecnico della costruzione di un progetto che lì dove sono stati fatti hanno funzionato, hanno avuto diciamo, il consenso da parte delle popolazioni, non hanno creato particolari problemi. C'è questa clausola di salvaguardia che è la novità introdotta dal nuovo decreto, ci sono dei fondi a ristoro per i comuni che ospitano, quindi pensiamo che possa essere lo strumento sul quale lavorare. I sindaci ci sono sempre stati pur che ci siano delle regole certe, se non ci sono le regole l'accoglienza diffusa non può passare. Prima di queste regole è il lavoro
lavoro, non possiamo permetterci di avere persone lì che non fanno assolutamente niente, e la precondizione è questa, non può essere nemmeno una scelta non vincolante, ma deve essere una scelta obbligatoria per questi richiedenti asilo. E oggi per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di assistere a una riunione tecnica che ha aperto gli occhi ai sindaci, che dà dignità alle comunità che accolgono, all'azione degli amministratori e anche a questi richiedenti asilo politico. Allora, incominciamo con lei che è del direttivo dell'ANCI, sindaco. Ha aperto gli occhi ai sindaci, cioè, questo accordo è importante, che valenza viene ad avere? Secondo lei può risolvere i problemi? Poi sentiremo il sindaco Mortandello che è in attuazione appunto di questo SPRAR, ha aderito intanto, però non ha ancora l'aspetto pratico, quindi non sappiamo gli esiti. Cosa ne dice? Io credo che sia un passo in avanti, però che non risolve il problema, perché il problema deve essere risolto a monte, deve essere risolto direttamente al di là del Mediterraneo. Che però prescinde da voi. A prescindere da noi, che adesso il Ministro Minniti ci sta mettendo a disposizione uno strumento che ci può un po' tutelare rispetto a prima, certo. Fare un'accoglienza diffusa vuol dire non andare a intervenire in quei territori tipo Cona, dove c'è proprio una concentrazione proprio esagerata. Cona, Conetta e Bagnoli, diciamo esatto. tutti e tre, perché sennò giustamente saltiamo dei pezzi. Che c'è una concentrazione esagerata a scapito appunto di alcuni territori che non hanno la capacità o non vogliono gli amministratori accogliere questo personale. Questo è uno strumento nuovo che sicuramente può dare una mano, anche se ha dei risvolti che secondo me non sono tutti positivi. Cioè quali sarebbero i risvolti? Il fatto che le amministrazioni che aderiscono a SPRAR hanno anche loro un costo. Ma è il 5%? È il 5% che può essere sicuramente girato come messa a disposizione degli assistenti sociali o del personale del comune, però ha sempre un costo. E in più c'è la residenza, perché non dimentichiamoci che con lo SPRAR il comune ha l'obbligo di dare la residenza, cioè in automatico arriva la residenza degli ospitati. Per i non addetti ai lavori, che cosa implica questa residenza? Perché sembra un termine che dice tutto e non dice niente. La residenza vuol dire che diventa cittadino di quel comune là, e quel comune ce l'ha finché la persona non verrà cancellata dalle liste dell'anagrafe comunale, avrà in carico questa persona. Ce l'avrà fin quando ci sarà lo SPRAR, non sarà un costo perché sarà il Ministero, il Governo che avrà i fondi, però quando sarà finito lo SPRAR la residenza fa riferimento a chi avrà in carico l'ospitante. E quindi significa che chi è residente avrà diritto ai servizi e alle possibilità che ha il Sì, non è tutto in automatico così, però sicuramente da uno che non ha la residenza a uno che ha la residenza, sicuramente chi ha la residenza ha delle prerogative e noi abbiamo degli obblighi diversi di chi non ha residente. Tra l'altro, anche se la persona non dovesse spostarsi e tornare anche nella propria, finché non viene cancellato, può capitare qualcosa. Diritti, diciamo, esatto, finché uno è iscritto alle liste dell'anagrafe del comune, il comune è responsabile anche per eventuali problemi che possono capitare alla persona. Se ha un'esigenza di essere ricoverato in una struttura particolare, i costi vanno a carico del comune. Chiarissimo. Tutti questi aspetti voi li avete valutati come comune, peraltro come Abano, Montegrotto erano un po' in una fase di turbolenza perché sono gli esempi dei comuni diciamo così termali, nel senso turistici, a vocazione turistica, però lei ha preso una posizione ben chiara. Assolutamente sì. Noi arriviamo da una fase, la Claudiopoli delle terme, che ci ha un po' messo in cattiva luce rispetto al resto del mondo. Però appena insediati come amministratori, come nuovi amministratori, io mi sono subito posto la questione.
siamo circondati da comuni che hanno i profughi e attualmente Montegrotto non ha profughi. Ad Abano Terme ci sono i profughi, a Torreglia ci sono i profughi, ad Albignasego ci sono i profughi, a Battaglia ci sono i profughi, a Due Carrare ci sono i profughi. Quindi la mia domanda era questa: quando arriveranno i profughi in un territorio dove ci sono anche strutture alberghiere disposte a forme di accoglienza come quella che vediamo a Cona, Conette e Bagnoli? Da qui cioè, per dire, ci sono degli alberghi che non vanno poi così bene, a cui non dispiacerebbe dire, accolgo qualche profugo, chi se ne frega. Insomma, questo era il nostro terrore più grande, che è stato confermato grazie a un attento monitoraggio del territorio, quando abbiamo scoperto che in una struttura che appartiene all'ordine dei frati minori, una cooperativa in accordo con i frati aveva fatto dei passaggi per chiedere alla prefettura di ospitare. Bypassando il sindaco. Bypassando le amministrazioni. Da qui una scelta forte, spiegata ai cittadini in maniera esemplare, dove abbiamo fatto in modo che la politica prendesse in mano la situazione. Siamo andati dal prefetto e abbiamo capito che l'unico strumento che un sindaco ha per gestire un'emergenza che non riguarda semplicemente un comune, riguarda una nazione intera per vari motivi di politica internazionale che sarebbe interessante analizzare, l'unico strumento è aderire a un progetto SPRAR che dà la certezza di un numero ridotto di profughi. 2,5 per 1000 abitanti. Tendenzialmente sì, i nostri sono un po' inferiori. Dà la certezza di alcune regole che queste persone sono tenute ad osservare, firmando una sorta di contratto per essere ospitati, che a nostro modo di vedere fa emergere che se la politica prende in mano queste situazioni può limitarne i danni, soprattutto per quanto riguarda il territorio, specialmente il nostro che ha forte vocazione turistica. I passaggi non sono stati semplici, però i cittadini di Montegrotto hanno apprezzato la schiettezza, l'onestà con cui abbiamo spiegato le cose e soprattutto hanno apprezzato il fatto che finalmente qualcuno ha raccontato loro la verità. Perché come sindaco sarebbe stato facile incatenarsi, protestare, però il problema non si risolveva, con la conseguenza che si lasciava a qualche privato il business dell'accoglienza, e questa è una cosa che le istituzioni pubbliche devono evitare. Quindi noi nelle prossime settimane accoglieremo 14 profughi. Siamo entrati nel progetto SPRAR capitaneato dal comune di Piove di Sacco. Periodicamente ci ritroviamo tra sindaci, Rubano, no? Piove di Sacco, Rubano, Ponte San Nicolò e Montegrotto Terme. Periodicamente ci ritroviamo tra sindaci, assistenti sociali e cooperativa per gestire le complessità che ci possono essere, consapevoli del fatto di aver fatto un'azione dove la politica ha gestito una situazione complessissima che noi sindaci ci siamo trovati ad affrontare disarmati. Fortunatamente il ministro Minniti ha preso in mano la situazione e sta dimostrando una competenza che forse è mancata in precedenza, senza mancare di rispetto a chi l'ha preceduto. Sta di fatto che serve che in tutte le fasi, dall'amministratore locale alla politica di livello nazionale e soprattutto europeo, si prenda contezza della situazione e si prendano dei provvedimenti. Perché io ricordo tantissime persone esultare per la cosiddetta primavera araba, che è stato l'inizio di tutto quello che viviamo oggi. Quindi vanno rivisti con gli occhi di oggi anche quei famosi trattati di Bengasi che Berlusconi aveva messo in atto, con tante polemiche, che in un qualche modo ci salvaguardavano. E vanno anche affrontati dalla politica nazionale e internazionale quegli atteggiamenti di stati come l'Ungheria, che di fatto creano una nuova cortina di ferro impedendo il passaggio di queste persone. Adesso che in vediamo molti cosa casi succede con l'Olanda e la vogliono Turchia. andare al nord lei, Europa. Sindaco, lei ha ritenuto positiva questa cosa, diciamo una rottura rispetto al passato. Cosa avrebbe integrato se avesse potuto avere la possibilità a questa adesione che lei ritiene positiva? Noi abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che potevamo utilizzare, compresa la sensibilizzazione dei cittadini. E anche qui mi permetto di fare un piccolo appunto. Per quanto un amministratore possa sensibilizzare i cittadini che l'impatto di 10-15 profughi su un'abitazione di 15.000 abitanti è gestibile, ci si trova ad affrontare orde di cittadini provenienti dai comuni contermini, aizzati anche dagli stessi amministratori,
che fanno di fatto decadere un'azione politico-amministrativa di coinvolgimento della cittadinanza, soprattutto nei confronti di queste persone che poi entreranno nel tessuto sociale della cittadinanza. Cosa significa questo in termini pratici? Corsi di avviamento professionale, adesione alle associazioni di volontariato del territorio, Avis, AIDO, Croce Rossa, adesione a servizi sociali come la pulizia dei parchi, come l'assistenza ad anziani per portargli a casa la spesa, tutta una serie di iniziative che fanno percepire la presenza di queste persone non in chiave distruttiva, ma utile per la in chiave anche di utilità, posto che l'emergenza dei profughi è un'emergenza. Chiarissimo. Mazzetto. Io ho sentito tanto qui parlare di profughi, ma vorrei così porre l'attenzione sulla divisione tra quelli che sono i migranti economici e i profughi. Il Comune di Padova ha aderito da anni, e quindi anche con la guida di Bitonci sindaco, al progetto SPRAR, quindi con il progetto Rondine per i rifugiati, i richiedenti asilo e tutti quelli che sono codificati oppure presumibilmente pensano di essere persone aggredite dalla storia, dal posto in cui vivono, dei paesi insomma che sono in guerra. Allora farei una distinzione fra i barconi che arrivano, no? Quella è un'altra storia, non vorrei fare che ci fosse una connessione fra i due e mi pare che Minniti sia un po' su questa via, bisognerebbe un po' chiarire le cose. E l'altro progetto, che è un progetto a cui dicevo ha aderito anche il Comune di Padova, con in tutto 26 persone. 34. Come? 34. Sì, ma scusa un momento. No, l'ho coordinato io per 7 anni. No, ma è stato aumentato, no, è stato aumentato. No, è stato aumentato scusi, 4 anni fa, però. Sì, è stato aumentato. 4 anni fa. Però il ministro Minniti pensa di poterlo far arrivare anche al numero di 50. Questo si evince da quanto il commissario ha firmato, da quanto il commissario ha fatto. Quindi noi siamo un comune commissariato. Quindi noi partiamo da una posizione di svantaggio e le varie modifiche aggiungono alla fine di questa integrazione. Alla fine è stato preposto che anche per quanto riguarda l'aiuto di Bus Italia per il trasporto dei rifugiati, dei richiedenti asilo, insomma per motivi umanitari. Se lei mi lasci finire, grazie. No, le do l'informazione. Sì, ma lasci finire, scusi. Anche per dopo lei dia le sue informazioni quando io ho finito le mie, ecco, per correttezza. Se facciamo così. No, sì, direi, io non ho mai interrotto nessuno, non vorrei essere interrotta, se dopo lei ha qualcosa da dire no, era per di diverso, io l'accolgo per carità. Io qui ho le dichiarazioni del commissario, quindi se vuole gliele passo, se le studia quando ha tempo. Io non dico cose campatinarie o cose probabili. Se poi il commissario di notte ha cambiato idea, queste sono le ultime novità del commissario, quelle che noi abbiamo potuto avere e conoscere. Se poi ci sono una cosa nascoste, è giusto che lei le sappia, giusto? Però noi non le sappiamo. No, non nascoste, stavo solo integrando quello che lei dice. Andiamo al dunque, allora, gli spettatori si perdono. Abbonamento studenti. Scusi, ma se lei mi lasci finire. Allora, con correttezza. Poi, logicamente, per i profughi c'è un piano di integrazione, ma che non sono i richiedenti o i migranti economici. Bisogna distinguere le cose, sono atteggiamenti vecchi. Stanti di Padova fa parte di questo progetto già dal 2008, insomma è una continuazione, è stato allargato e anche con la giunta Bitonci sono stati previsti. A prescindere dalle giunte, voglio sapere. Io voglio dire una cosa, che queste persone poi dovrebbero anche, se hanno i requisiti, allora c'è un progetto per far insegnare loro la lingua italiana, alfabetizzazione, c'è un progetto anche che riguarda gli studi superiori. Si integrano se mi lasci finire, che lei, grazie, come ho fatto parlare gli altri 20 minuti, io ne voglio 20 e ne voglio 10, un progetto anche per gli studi universitari, cioè progetti sulla carta. Io dico quello che ho letto, quello che si è vinto da quello che vuole il ministro Minniti. Quindi con una discrasia, una differenziazione tra queste persone per quanto riguarda il livello culturale, cioè come per dire, a queste persone tutto può essere accessibile, tutto deve essere dato indipendentemente o dipendentemente dal loro grado di affettivizzazione, di acquisizione di conoscenze. Quindi porte aperte, iscrizione all'università gratuita, insomma ci sono tutte quante, questo è quanto lui vorrebbe. Che poi sull'accettazione da parte dei comuni bisognerà vedere il progetto come si possa fare, si possa dividere. Certo che si tratta di un'accoglienza diffusa, parlo sempre più profughi, e quindi spetta anche al comune trovare le case di inserimento e con una
comune compartecipa con lo Stato. Allora, io penso che dal servizio si sia usato, da quello che lei ha mandato in onda, il termine profugo anche in maniera non reale, perché quando lei mi fa vedere i corpi di morti della Libia non penso che siano profughi, penso che siano dei migranti che avrebbero voluto salpare da via della loro terra, chissà da dove venivano, per l'Africa subsahariana, di certo, e ma la distinzione ci sono le mafie, non vorrei fare, ci sono le mafie logicamente, perché se noi vediamo dei morti vuol dire che le mafie o non hanno pagato quanto volevano o non si sono messi d'accordo. Non dimentichiamo tra l'altro che ci sono anche le nostre navi e ci sono stati fatti diversi filmati che li vanno addirittura a prendere nelle coste libiche. Va bene, detto questo, allora dobbiamo andare in pubblicità, prima però vorrei un attimo sentire anche Marino Masiero, perché dopo abbiamo invece le associazioni, i cittadini eccetera che possono dire loro. Che cosa lasciano? La domanda è anche questa. Questa è la situazione che noi riusciamo a gestire nel nostro paese, quindi ultime novità di gestione o recenti. Lei che cosa ha visto? Perché come imprenditore era anche curioso di andare, oltre che motivi di lavoro, capire che cosa c'è in questo continente. Ma la situazione in Centro Africa è una situazione molto complessa. Qualcuno prima mi ha chiesto cosa possiamo fare noi per aiutare loro a stare a casa loro. Io ho risposto cosa possiamo, cosa dobbiamo fare noi per lasciarli stare, perché sostanzialmente l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina, cioè i grandi continenti sviluppati, stanno sfruttando l'Africa tanto quanto accadeva nel Cinquecento quando qualcuno ha cominciato a farli schiavi. Cioè, mi spiego in termini pratici, per fare un esempio terra a terra, un litro d'olio di semi a Mombasa costa 1,50 €. Un operaio che lavora tutti i giorni, 25, anche di più, anche 30 giorni al mese, prende $5 al giorno. Allora, se è vero che l'olio di semi arriva dalle multinazionali dell'alimentazione, voi capite che siamo noi sostanzialmente, le grosse multinazionali che mettono. Ho fatto l'esempio dell'olio che è banale, però potrei parlarvi dei prodotti, delle materie prime, di quello che come dire, l'Occidente e l'Oriente, perché oggi abbiamo il latifondo che è cinese, che è cinese, che è brasiliano, che è delle grandi multinazionali dei prodotti agricoli. Ed è anche vero che in questi paesi ci sono governi che sono sostenuti dalle multinazionali. Ed è anche vero che l'Occidente e l'Oriente hanno nei confronti di questi paesi dei debiti, dei crediti, quindi l'Africa è come dire, soggiogata da un sistema economico e finanziario che è prettamente occidentale. Allora quando uno dice ma la distinzione fra il profugo di guerra e il migrante per motivi economici va fatta, io sono assolutamente d'accordo, certo, però è anche vero che la condizione di necessità del continente africano la determina l'Occidente e quindi se noi volessimo essere veramente incisivi bisognerebbe con il problema emigrazione esclusivamente, adesso sto parlando per questioni di tipo economico, dovremmo seguire come dire, quello che Thomas Sankara prima di essere ucciso, ex presidente del Burkina Faso, aveva detto alla convenzione, alla riunione dei stati africani ad Addis Abeba. Cosa diceva Sankara sostanzialmente? Noi Africa chiediamo l'azzeramento del debito. Certo. E questo sarebbe un primo grande passo per mettere i governi africani nelle condizioni di non essere più soggiogati dalle multinazionali. Perché per pagare il debito dei grandi stati africani sostanzialmente si innesca un circolo vizioso per cui la gente viene sfruttata e viene affamata. Vorrei solo aggiungere un fatto importante, quando uno si chiede perché questi scappano da casa loro e perché vengono solo i maschi, tutta una serie di ragionamenti che sono complessi, perché poi la verità in tasca non ce l'ha nessuno, bisogna vivere sul territorio e capire. Vi faccio solo un altro esempio. 6 giorni fa in un mercato c'era una mamma, per inciso le mamme cominciano a essere mamme a 12 anni, che comprava 3 pomodori, dei pomodori che noi usiamo per fare i pomodori pelati, che complessivamente sono state 150 grammi di peso. Ne comprava 3 perché non aveva
denaro a sufficienza per comprare 5, 6, 7 pomodori. Voglio dire, quello era il suo cibo del giorno. E questo è un esempio che potremmo, come dire, vendere facilmente. Quello che invece rende un po' più difficile la situazione è che in territori vastissimi il primo pronto soccorso, non il primo ospedale, il primo pronto soccorso dove spesso si trova un infermiere e basta, è a 100-150 km a piedi. Quindi se noi facciamo di tutta questa situazione come dire, un quadro complessivo, ci rendiamo conto che i motivi per sfamare l'Africa e per come dire, risolvere i problemi sociali loro, noi li avremo tutti, e il primo strumento fondamentale per risolvere questo tipo di problematica è l'azzeramento del debito degli Stati africani. Allora, detto questo, riflettiamo un attimo proprio su come vivono anche queste situazioni e come ovviamente dall'altra parte è difficilissimo risolvere, perché se noi parliamo con amministratori locali cosa possono fare, se parliamo di uno Stato come l'Italia da solo in un contesto di un'Europa che è abbastanza latitante o di multinazionali che proprio non hanno nessun interesse a risolvere la questione, capiamo che la cosa è alquanto complessa. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.